Politici e imprenditori in crisi assieme in un pulmino, quello di Federcontribuenti Veneto, per guardare in faccia da vicino gli effetti delle distorsioni del sistema. Creditori che non pagano, spesso sono enti pubblici, fallimenti che mettono in ginocchio intere filiere di piccole aziende, banche che non rischiano un euro e applicano tassi insostenibili, aziende piccole e piccolissime che muoiono in silenzio se va bene. Quasi tutti qui hanno pensato almeno una volta a farla finita, ma la dignità, la famiglia, anche gli amici talora hanno avuto la meglio, però è dura. È un 16 di agosto dove gli imprenditori sono all'interno della propria impresa, del proprio stabilimento, per cercare di conservare il loro posto. Rischiano di chiudere, anzi molti chiuderanno entro quest'anno, non riapriranno mai più. Un tour che mette angoscia. Maria Assunta Iannuzzi gestisce un'azienda a Sovizzo nel Vicentino da 20 anni. Questi 20 anni adesso stiamo perdendo tutto, no, è rimasto poco. Quest'anno abbiamo dovuto licenziare 6 dipendenti. 5 dipendenti su 6, ne abbiamo tenuto uno, gente che era 20 anni più che lavorava con noi, parenti, cognati. Si tira su qualunque tipo di lavoro pur di lavorare, pur di far girare l'economia per l'azienda, perché ci sono mutui, perché ci sono investimenti. Purtroppo tra questi lavori si prendono grosse bidonate e quando fai a fronte 1, 2, 3 arrivi a un momento che tu ci metti l'anima per l'azienda. E niente, arriva un momento che ti metti in ginocchio, hai bisogno delle banche che ti supportano, le banche non danno aiuto, in questo momento purtroppo le banche ci stanno succhiando il sangue. Per pagare i debiti hanno dovuto ipotecare anche il capannone. Era un po' l'assicurazione mia e di mio marito per un domani, perché era il nostro investimento. Su 150.000 euro, circa 30-40.000 euro sono andate via per chiudere un'altra vecchia ipoteca, per pagare spese assurde delle banche che ti chiedono commissioni che sono fuori di ogni buon senso. Ma se tu fallisci cosa fai? Hai 3 figli da mantenere. Il lavoro è questo che noi facciamo. Come possiamo andare avanti? L'ha delusa questo paese? Sì, anche perché mi ritengo un'azienda sana, che ha pagato le tasse, che è stata corretta, ha pagato i contributi, non ho mai fatto lavorare nessuno fuori regola perché è contro ogni buon senso. E secondo me le aziende oneste non sono state tutelate. Chi è veramente deluso e se n'è andato via dall'Italia è Sauro Sartori. La sua azienda in Italia è in liquidazione. Certo che ho riaperto, all'estero però, non in Italia.